È il sandonatese QWeb il partner tecnologico scelto dal comune di Treviso quale capofila dei 37 comuni dell'ambito territoriale sociale VE09 per realizzare l'innovativo sportello Famiglia on Web, uno strumento finanziato dalla Regione del Veneto per aggregare in un unico portale i servizi offerti dalle amministrazioni coinvolte per rispondere ai bisogni delle famiglie con figli minori che hanno esigenze di conciliazione e che si muovono nel territorio sulla base della residenza. Per la famiglia del 2021 è importante riuscire ad avere le informazioni in tempi molto rapidi, l'online è la risposta. Con un unico punto di riferimento potete trovare tutte le informazioni, non solo dei servizi erogati direttamente dai comuni, ma dal territorio dei 37 comuni, quindi da altri enti, associazioni e istituzioni private. Ecco, in questo modo qui noi riusciamo ad abbattere i tempi dando informazioni precise. A monte dell'applicativo, l'importante lavoro di mappatura e aggregazione di servizi, attività e opportunità condotto dalla cooperativa La S di Treviso, che ha supportato QWeb nello sviluppo del portale. Il vantaggio di questo portale, che diventa il vero open dati dei servizi online rivolti alle famiglie con minori, è quello di mettere a disposizione dell'utente tutti i servizi che l'ufficio eroga e trovarli in un unico strumento, in un unico portale. Attualmente sono caricati più di 300 servizi. Noi dobbiamo lavorare perché il cittadino sia al centro, cioè parlare il suo linguaggio, usare un sistema semplice e completo affinché le informazioni vengano trovate dal cittadino medio. La pandemia purtroppo ha portato anche una complessità nella vita di tutti i giorni e le famiglie questo lo stanno anche vivendo anche con i figli, quindi è assolutamente importante dare una mano, essere a fianco alle famiglie su questo, cercando di semplificare i loro percorsi e quindi rendere una qualità di vita migliore, che è uno degli obiettivi di queste iniziative. I servizi che le famiglie chiedono sono quelli legati maggiormente alla conciliazione, tutti quelli che riguardano poi l'extrascolastico. Abbiamo voluto mettere dentro anche tutti i servizi di sostegno e supporto alla genitorialità, perché ci rendiamo conto che oggi la scelta di essere genitore è una scelta importante, difficile e che va sostenuta, e noi ci siamo con tanti servizi. Il vantaggio finale per il cittadino quindi è quello di dire: io cerco il servizio sul mio comune più vicino, ma se non lo trovo potrei cercare il servizio sul comune più vicino a me che eroga tale servizio.